Benvenuti alla lezione di armonia numero 7. Dunque apriamo il nostro manuale alla quarta sezione armonia e abbiamo di fronte a noi il paragrafo accordi a tre note, triadi. Allora, come già detto nella prima lezione di armonia, di teoria, la melodia è data dalla successione consecutiva di note prese dalle scale, come abbiamo visto, per quella, almeno per la musica tonale. L'armonia invece dalla simultaneità di almeno tre note, quindi almeno tre note insieme, e quindi sulla prima lezione avete potuto anche ascoltare degli esempi. Allora, vediamo gli accordi a tre note, quindi chiamati triadi, che qualità possono assumere. Abbiamo quattro qualità di accordi, di triadi: maggiore, minore, aumentata, diminuita. Allora, osserviamo l'esempio. Prima triade, Do maggiore, quindi le note scritte una sull'altra sono queste: Do, Mi, Sol. Questa è la triade maggiore. Adesso sul pentagramma potete osservare come anche per le triadi la questione delle distanze in semitoni tra le varie note che le costituiscono è fondamentale. E quindi osserviamo che distanza abbiamo tra la prima e la seconda nota, il Do e il Mi. Quindi mettendo la nota sul Do contiamo fino al Mi 4 semitoni, 1, 2, 3 e 4. E dal Mi al Sol invece 3 semitoni, 1, 2, 3. Ecco, quindi una triade maggiore è costituita da tre note, la cui distanza è di 4 semitoni tra la prima e la seconda nota e di 3 semitoni tra la seconda e la terza. Cosa vi ricordano proprio adesso questi tre suoni, queste tre note? Do, Mi, Sol. Do, Mi, Sol sono il primo, il terzo e il quinto grado della scala di Do maggiore. Quindi viene un po' automatico che per suonare una triade maggiore basta premere contemporaneamente il primo, il terzo e il quinto grado della relativa scala maggiore. Anche quelle note, quindi tutte le note del primo, terzo e quinto grado di una scala maggiore sono alla distanza di 4 toni, di 4 semitoni e di 3 semitoni. Mi spiego meglio. Se prendiamo la scala di Sol maggiore, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa diesis, Sol, suonando il primo, il terzo e il quinto grado di questa scala, Sol, Si e Re, osservando le distanze sono di 4 semitoni tra il Sol e il Si e di 3 semitoni tra il Si e il Re. Questo che cosa significa? Significa che se noi conosciamo una scala maggiore e vogliamo suonare l'accordo maggiore, basta suonare il primo, il terzo e il quinto grado della scala. Facciamo un'ipotesi invece di una scala magari che non ricordiamo adesso così velocemente l'ordine delle note e quindi non mi ricordo quali sono queste note. Come faccio io allora a calcolarmi l'accordo maggiore? Basta partire dalla prima nota, quindi ad esempio Si bemolle maggiore, quindi io parto dal Si bemolle, conto 4 semitoni, 1, 2, 3 e 4, arrivo al Re, e poi ne conto 3, 1, 2, 3 e arrivo al Fa. Andando a calcolare la scala di Si bemolle maggiore, questi sono il primo, il terzo e il quinto grado della scala maggiore. Osserviamo qualche esempio. Allora, facciamo l'esempio di trovarci davanti scritta la sigla Fa diesis maggiore. Io però adesso non ricordo la scala di Fa diesis, e allora trovo la nota Fa diesis e inizio a contare prima 4 semitoni, 1, 2, 3 e 4, e poi 3, 1, 2 e 3. Ecco, queste sono le tre note per suonare Fa diesis maggiore. Queste tre note qua. Questi tre tasti neri. Un altro esempio, La maggiore. Allora parto da La, 1, 2, 3 e 4, 1, 2 e 3. Bene, continuando con gli esempi scritti, andiamo alla triade successiva, minore. Sul pentagramma abbiamo quindi Do minore, le note sono Do, Mi bemolle e Sol. Calcoliamo la distanza in semitoni tra queste tre note. Allora, dal Do al Mi bemolle sono 3 semitoni, dal Mi bemolle al Sol sono 4 semitoni.
Se fate caso, questi sono il primo, il terzo e il quinto grado delle scale di Do minore, sia quella armonica, sia quella melodica e sia quella naturale. Anche per la triade minore, se io non dovessi però ricordarmi la scala e quindi immediatamente vedere il primo, il terzo e il quinto grado appunto della scala, io faccio questo calcolo, trovo la nota di partenza e calcolo prima 3 semitoni e poi 4 e quelle sono le tre note per ottenere quella triade minore. Vediamo la triade aumentata. Come potete osservare sul pentagramma abbiamo Do, Mi e Sol diesis. Stavolta le distanze sono di 4 semitoni e 4 semitoni. Questa triade verrà fuori da un altro argomento che vedremo più avanti e quindi bisogna calcolare 4 semitoni e 4 semitoni, quindi partite da una nota qualsiasi e contate queste due distanze. Per finire la triade diminuita che invece è costituita da 3 semitoni e 3 semitoni. Vedete sul pentagramma l'esempio Do, Mi bemolle, Sol bemolle, quindi 3 semitoni tra il Do e il Mi bemolle e altri 3 semitoni tra il Mi bemolle e il Sol bemolle. Quindi in questa maniera voi potete suonare tutte le triadi, i 4 tipi di triade. Ripetiamo, maggiore e minore, che nel caso potreste associare alle relative scale se ve le ricordate. Poi abbiamo aumentata e diminuita. Ho scritto quindi un piccolo riassunto, se potete leggere alla fine della pagina, e cioè in questa maniera: se voi conoscete una triade maggiore, ad esempio il Do, per ottenere quella minore basta abbassare di un semitono la nota centrale. Quindi la distanza che era di 4 è diventata di 3, quella che era di 3 è diventata di 4. Dalla triade maggiore, se aumentiamo di un semitono il quinto grado, otteniamo la aumentata. Invece, dalla triade minore, se abbassiamo di un semitono il quinto grado, otteniamo la triade diminuita. Allora fate questi esercizi alla pagina successiva, l'esercizio numero 11 e numero 12. Sul numero 11 quindi trovare e suonare tutte le triadi, almeno prima maggiori e minori, partendo da qualsiasi tasto, quindi potete scegliere prima magari i tasti bianchi e poi passare a quelli neri. E successivamente allenarvi anche su quelli aumentati e diminuiti. I più comuni sono chiaramente gli accordi maggiori e minori, ma i diminuiti e gli aumentati verranno fuori dall'argomento che vedremo successivamente e sono considerati degli accordi di passaggio, cioè servono a determinare dei passaggi magari o ad altre tonalità oppure ad accordi estranei a quella tonalità che però servono a legare, l'accordo diminuito specialmente servono a legare altri accordi, anche quello aumentato, insomma, quindi aumentare e diminuire la quinta serve a creare dei passaggi armonici. Poi fate l'esercizio numero 12, quindi dovete calcolare le note corrispondenti ai seguenti gradi delle scale indicate, e cioè noi abbiamo scritto il terzo grado di La bemolle maggiore, quindi questo è un po' un riepilogo dell'esercizio sulle scale, quindi la costruzione delle scale, quindi dovete trovare qual è la terza nota della scala di La bemolle maggiore, il terzo grado. Poi il sesto grado di La maggiore, il quinto grado di Si bemolle maggiore e così via, insomma vedere le altre. E poi potete controllare e confrontare le soluzioni alla pagina insomma, delle soluzioni. Adesso ho illustrato anche un piccolo schemetto per riassumere un po' le sigle con le quali si esprimono gli accordi, perché gli accordi si possono trovare scritti sul pentagramma proprio con le note e uno le legge e le suona, e altre volte invece abbiamo detto si possono trovare delle sigle in loro sostituzione. Bene, le sigle sono espresse quindi come vedete alla pagina, c'è il Do maggiore, gli esempi sono fatti tutti in questo caso sul Do maggiore può essere solitamente sottolineato, scritto con la sigla Do e basta, oppure Do con una M maiuscola. Poi abbiamo il Do minore con Do min, oppure con un meno, o una M minuscola, il Do aumentato invece con Do e il più accanto, oppure con un Do 5 diesis, intendendo che la quinta è stata aumentata, oppure Do aum, oppure aug, che viene da augmented, cioè dall'inglese. Poi abbiamo il Do diminuito, che è scritto o dim, oppure c'è un piccolo
0, una piccola O all'altezza della sigla. Allora, bisogna adesso chiarire quello che spesso viene fatto, un errore che spesso viene fatto, cioè quando si tratta di canzonieri italiani, cioè dove ci sono le sigle con gli accordi scritti in italiano, potreste trovare anche l'accordo maggiore con il più. È quello aumentato invece con le altre sigle che vi ho indicato. Invece se avete di fronte delle sigle con lettere quindi diciamo di nomenclatura internazionale, quindi A, B, C, D, E, F, G, eccetera, il maggiore lo trovate solo scritto con il nome della nota e basta, quindi Do e basta. Il più significa aumentato. Difficilmente troviamo una lettera dell'alfabeto con un più vicino per indicare un accordo maggiore, è quasi sempre aumentato. In ogni caso, cioè è sempre aumentato. In ogni caso voi se avete davanti questo tipo di accordo magari cercate di capire la soluzione, vedete un più, provate prima quello aumentato, se è proprio una cosa strana magari vi accorgete che è scritto in italiano e allora andate a fare quello maggiore che risulterà poi più adatto. Bene, bisogna poi fare insomma, un'osservazione su un altro accordo che più che un accordo è una posizione, in effetti, e cioè c'è una posizione di sospensione. Molto spesso per arrivare a un finale si usa sostituire, su un accordo maggiore, si usa sostituire il terzo grado della scala, cioè Do, Mi, Sol, accordo Do maggiore, il Mi è il terzo grado della scala e quindi si usa sostituire il terzo grado, in questo caso il Mi, la nota centrale, con il quarto grado, cioè proprio suonare Do, Fa, Sol al posto di Do, Mi, Sol. Questa è una posizione chiamata sospesa, quindi una triade, diciamo una triade sospesa, cioè è una sospensione di un accordo che deve andare poi a risolvere sul Mi sul terzo grado, perché come sapete quarto e terzo sono a distanza dei semitoni, quindi c'è una forte attrazione. Allora a volte per dei finali si usa la triade sospesa che va a risolvere poi sulla triade solitamente maggiore, però questo può capitare anche su quella minore, solo che sulla minore il quarto e il terzo grado, quindi Do, Mi bemolle, Fa e Sol possono essere anche suonati insieme. Invece sulla triade maggiore, siccome il Mi e il Fa sono a distanza di semitono, tutto insieme è brutto. Do, Mi, Fa e Sol. Quindi il Fa prende il posto del Mi. Questa triade viene siglata con il nome della nota e le lettere sus, per suspend, cioè sospensione. Oppure, molto praticamente, anche 4, cioè Do 4, inteso per Do quarta, quindi Do quarta, Fa quarta. Voi quando vedete questo 4, spostate la nota centrale di un semitono, in poche parole, innalzate di un semitono, in modo da suonare il quarto grado al posto del terzo grado. Bene, allora così avete adesso a disposizione tutti e quattro i tipi di triade, in più questa posizione, diciamo, del Do quarta, anzi vi dico anche un'altra che non c'è sul manuale, c'è per esempio il Do 2, Do seconda. In quel caso là vuol dire che il numero, il 2, si aggiunge alla triade maggiore, e cioè abbiamo Do, Re, Mi, Sol. Do, Re, Mi, Sol. Perché il numero che trovate accanto a una triade è il grado della scala relativa. Solitamente si fa riferimento alla scala maggiore, quindi bisogna mettere per esempio Do 2, Do seconda, la triade maggiore più il secondo grado, oppure Do nona, in quel caso là si va oltre l'ottavo, perché Do è il primo grado, l'altro doppio acuto è l'ottavo, nona vuol dire che state ancora proseguendo la scala. Questa è una cosa che vedremo poi con gli accordi di settima successivamente. Oppure anche Do sesta. Do sesta vuol dire che dovete avere Do, Mi, Sol più il sesto grado della scala. Quindi Do, Mi, Sol, La. Ecco, così è veramente completo il quadro degli accordi, potete suonare qualsiasi accordo adesso vi trovate di fronte. Anche per questa lezione è abbastanza, è tutto almeno per il mio corso di pianoforte, e questo già vi permette di poter suonare qualsiasi canzone, di poter leggere qualsiasi accordo.
Io vi ringrazio per l'ascolto, vi ricordo sempre che potete comunque messaggiarmi, contattarmi via mail per dei chiarimenti, l'indirizzo lo vedete in sovraimpressione, l'indirizzo al quale potete anche richiedere il manuale e quindi chiedermi notizie sul manuale. Vi ringrazio di nuovo, dicevo, e vi aspetto per la prossima. Ciao!